lavoratori e le imprese artigiane. 13 milioni di euro di prestazioni erogate a quella parte dei 135.000 iscritti al fondo sono il bilancio per il 2022 di Sani in Veneto, fondo di assistenza sanitaria integrativa per il mondo artigiano, costituito 10 anni fa in Veneto da Confartigianato Imprese, CNA, Casa Artigiani e i sindacati CGIL, CISL e UIL. E creare, nel caso di Sani in Veneto, la sanità integrativa, in caso di Solidarietà Veneta la pensione, in caso di altre di Cobis la sicurezza ed il Cassa anche altre protezioni, tutele che tutta la bilateralità in sé cerca di dare ai nostri lavoratori, ai nostri collaboratori, anche ai nostri datori di lavoro e ai familiari. Una comunità, ricordo, di 500.000 di persone che gravitano nel territorio della Regione Veneto e sono trasversali. Si sono modificate, allargando le già ampie maglie, le modalità di adesione per gli artigiani, imprenditori o dipendenti che siano e i loro familiari, implementando in questo modo i servizi erogati dal fondo. Ha raddoppiato le prestazioni previste per le lenti, ha raddoppiato quelle previste per la fisioterapia, come anche le protesi, tutte prestazioni utilissime per chi lavora, come l'artigiano, e ne ha introdotte altre, cito tra le altre le vaccinazioni. Queste tutele ora sono liberamente selezionabili durante l'iscrizione e si può tarare anche il grado di tutela, come ad esempio ci sono dei pacchetti aggiuntivi per le spese dentarie che sappiamo sono tra le più onerose a livello di bilancio familiare. Con una sanità pubblica in fase di stress, Sani in Veneto riesce a garantire un doppio binario di interazione anche con il privato. La prevenzione noi la stiamo facendo da tanti anni e ho visto adesso Sani in Veneto lo sta utilizzando anche come un fattore di innovazione dell'organizzazione stessa, perché crediamo che qui passi aiuti e incontri quelli che sono i bisogni poi anche dei cittadini, no? Quello di fare la prevenzione, di non caricare o sovraccaricare i costi della sanità pubblica, che con noi comunque ha un rapporto straordinario. Noi siamo, come dire, un momento e rappresentiamo un momento virtuoso di pubblico e privato che lavorano assieme. Parte oggi un accordo sottoscritto il 9 dicembre del 2022 con l'USL 8 Berica di Vicenza in accordo con la Regione Veneto, dove il lavoratore si presenta con la sua carta blu dopo aver prenotato, avrà uno sconto immediato dell'8% e più poi potrà presentare la fattura a Sani in Veneto che gli ridà un contributo parziale di quanto riguarda la fattura.